Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 21esima giornata della Serie B-Win. Allo stadio Ganeo si affrontano il Padova e il Torino, sfida importante per la zona playoff. Torino in serie positiva da 9 turni, Padova che è fermo a quota 27 cerca l'aggancio alla zona playoff. Nel Torino da registrare il ritorno dopo 56 giorni di assenza di Rolando Bianchi, l'attaccante principe, fermo a quota 7 gol in campionato. A dirigere l'incontro il signor Stefanini di Prato. Dopo il minuto di raccoglimento in memoria di Matteo Miniotto, il fischio d'inizio e la prima occasione del match al minuto numero 16 con Succi che è bravo ad innescare El Shaarawy, il destro del numero 92 del Padova. È da dimenticare però con il pallone che termina lontanissimo dalla porta difesa da Bassi. Torino che prova a rispondere con la velocità di Lazarevic sulla destra, il suo cross è troppo lungo per Rolando Bianchi, botta e risposta, e poi c'è la parata proprio di Bassi sulla deviazione su punizione al minuto numero 26. Al 37esimo ancora Lazarevic dalla destra, ancora per un soffio, non arriva Rolando Bianchi, e poi è il turno di Sgrigna con questa incursione dalla sinistra. La sua conclusione è deviata in calcio d'angolo. Si passa allora al secondo tempo dopo un primo tempo privo di molte emozioni, e dopo 2 minuti ci sono le proteste delle Padova per questo atterramento in area di rigore di Vantaggiato sul cross di Renzetti. Per il direttore di gara si può proseguire. Allora al minuto numero 8 prova a cambiare qualcosa il Padova con Calori che inserisce Di Nardo al posto di El Shaarawy. Risponde Lerda al minuto numero 14 dalla ripresa, inserendo Gasbarroni al posto di Belinghieri, e questi due cambi portano fantasia e emozioni all'Euganeo, perché il Padova passa al minuto numero 24 dalla ripresa con Elia Legati bravo a girare di destro alle spalle di Bassi, il gol del vantaggio del Padova. La palla rimane lì dopo un calcio d'angolo sul primo palo e Legati è il più lesto a girare a rete, un precisissimo destro da 2 metri che vale il primo gol in campionato per il difensore del Padova. Il Torino cerca di rispondere prima al 27esimo con una girata di testa di Bianchi, 1 minuto dopo ancora con Bianchi di testa, entrambe le volte la palla termina sulle fonde, poi arriva il pareggio capolavoro al minuto numero 31 della ripresa, 8º gol in campionato di Rolando Bianchi che mancava dalla sfida di Reggio Calabria quando si infortunò. Perfetto il controllo di petto sul suggerimento di De Feudis e poi il destro a scavalcare Cano per l'1-1. 14 minuti alla conclusione, allora si rituffa in avanti il Padova, c'è la conclusione di Succi, c'è la parata di Bassi, l'ultima emozione è la punizione di Vantaggiato che termina a lato, finisce 1-1 all'Euganeo. Il Torino sale a quota 33, il Padova a quota 28.